Torniamo in diretta con l'edizione straordinaria dei telegiornali di Antena 3, l'alluvione del Veneto ormai lo possiamo chiamare così, diverse trombe d'aria, così ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Cerchiamo di riepilogare insieme, dopo vedremo magari uno stralcio ancora della conferenza stampa, una vittima e un disperso ancora a Falcade in questo momento, sul quale purtroppo non ci sono novità. Immagini girate pochi istanti fa invece da Nicola Marcato sul Piave, a poca distanza dalla nostra redazione di San Biagio di Callalta, Fontanazzi, e questo è il problema, cioè cosa significa? Che l'acqua spinge, non ha tracimato, e questa è una notizia importante, ma ancora per almeno un paio d'ore non sapremo che cosa succede del Piave. Dobbiamo continuare a sorvegliarlo ed è uno dei punti più critici, anzi direi per antonomasia, il punto più delicato della nostra regione in queste ore. Guardate a che livello è sotto i ponti, non c'è più spazio di fatto per il passaggio delle acque e pare che stia salendo ancora. Questo dalle ultime notizie. Avevamo qualche rassicurazione dalla sindaca di Macerata, Sozza, che diceva che di fatto pareva in calo, almeno nella sua area, tanto da essere più tranquilla per la giornata di domani con l'idea di riaprire le scuole. Sapete che nel Trevigiano la prefettura ha dato la riapertura agli istituti scolastici per la giornata di domani, mentre a Comune Belluno, e immaginiamo poi altre aree ovviamente del Bellunese, ma Comune e Belluno domani resteranno chiuse. Questo invece è dal Vicentino, queste immagini che vedete, appena arrivate da Gabriella Basso, che ringraziamo, ed è un box per cavalli finito contro un'abitazione causa il vento a Noventa Vicentina. È stato sradicato e ha travolto anche l'abitazione. Il cavallo che era custodito all'interno è lievemente ferito e portato a Sossano. È accaduto in via Frasanella a Noventa Vicentina. Questo box per cavalli sradicato e schiantato di fatto da quel vento con raffiche oltre 100 km all'ora nel pomeriggio serata di ieri, e questo è l'effetto. Dunque Noventa Vicentina. E quindi delle scuole abbiamo detto, la previsione giovedì ancora con le scuole chiuse, sappiamo c'è il ponte, insomma, e deve essere un periodo di festa, ma per le famiglie, ma in realtà ovviamente c'è una grande apprensione per una nuova ondata di maltempo che è prevista attorno ai 100 mm, con precipitazioni di 100 mm, quindi 10 cm, quando se ne sono vissuti e visti cadere 70 nell'area del sindaco Tormen, che abbiamo sentito poco fa, sindaco di Taibon, comune di fatto isolato. E la cosa più bella che ci ha detto: ci siamo contati tutti e ci siamo, e questa è una notizia bellissima. Dobbiamo dirvi però che ancora c'è una persona che risulta dispersa. Sapete appunto, il Veneto piange una vittima a Feltre nel tardo pomeriggio di ieri. Ci sono 122.000 utenze, in particolar modo direi quasi tutte nel Bellunese, ancora senza energia, quindi sono staccate varie trombe d'aria, e questo è l'effetto, lo ha detto Giampaolo Bottacin, di quel che è accaduto. Stanno arrivando i rinforzi della protezione civile dalle Marche, dall'Emilia, e arriveranno soprattutto nel Feltrino, nel Comelico, nell'Agordino. Questa è Sappada, perché abbiamo mostrato alcune immagini e ha detto il Bottacin, nella zona di Feltre, ovviamente Villaga di Feltre, case devastate. Quindi non so se queste immagini facciano riferimento proprio a Feltre. Abbiamo il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Sindaco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Ecco, dunque intanto ci conferma la sua struttura di comunicazione, ci ha fatto sapere domani scuole chiuse a Belluno Comune, è vero? Allora, domani le scuole, cioè le attività didattiche saranno sospese in tutta la provincia di Belluno. Ah, okay. La sospensione delle attività didattiche vuol dire che gli studenti non vanno a scuola, ma vuol dire che
Ah, allora aspetti Sindaco, Belluno. perché mi sa che le comunicazioni in Veneto in queste ore sono molto difficili, in particolar modo dal bellunese, quindi Certo. ha detto sospese le attività scolastiche in tutta la provincia di Belluno In domani, tutta la ma provincia di Belluno, però io sto per emanare un'ordinanza che chiude anche proprio le strutture, perché abbiamo avuto ingenti danni a vari plessi scolastici che dobbiamo ancora verificare, cioè dobbiamo verificare le condizioni di sicurezza delle varie scuole in comune di Belluno, ma il problema è che in queste scuole abbiamo verificato. mm. Allora, cerchiamo di intuire, immagino che abbia difficoltà anche lei, Sindaco, in queste ore a contattare gli operatori perché non funzionando bene i cellulari, quindi diciamo anche gli istituti scolastici, nessuno deve recarsi in quegli istituti scolastici perché vanno controllati, messi in sicurezza proprio perché hanno subito ingenti danni, dice lei. Alcuni Alcuni. gatti e Niente, non riusciamo. Vediamo se magari, ecco, riusciamo via messaggio, WhatsApp, in mi altra maniera. sentite? Ecco, Mi provi sentite? Sindaco, provi adesso, Ecco, Sindaco ecco, ecco. Massaro. Stavo dicendo che alcune scuole hanno avuto ingenti danni a tetti, ci sono alcune scuole allagate e altre che devono essere verificate. C'è un solo questo scolastico, la scuola media Ricci, la quale non Bene. emergenza come luogo di sfollamento. Quale luogo di sfollamento? Perché non abbiamo sentito nulla? Dove? La scuola media Ricci è l'unica sicura e viene utilizzata come potenziale luogo di sfollamento. Quante persone pensa c'è la previsione, ci sia questa necessità? Per quanti di loro? Allora, ieri abbiamo avuto 15 sfollati che oggi sono rientrati nelle loro case. Abbiamo Allora, ieri, dunque, ripeto perché non riusciamo a capire la comunicazione, quindi scuola media Ricci è l'unica sicura, ci dice Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, ieri 15 sfollati, oggi sindaco si rischia appunto di avere ancora sfollati? Oggi dobbiamo fronteggiare il problema della mancanza di energia elettrica Certo. in grosse parti della città e energia che non tornerà breve. Inoltre abbiamo grossi problemi della rete idrica per la città. Allora, Quindi, sindaco, siccome non la sentiamo di nuovo, cioè rete idrica cosa significa? Non si può utilizzare l'acqua pubblica? no, non esce qui. Niente, non riusciamo a capire. Ok, allora sindaco proviamo a ricontattarla, intanto la ringrazio, ci ha dato delle notizie importantissime. Le scuole domani non solo dunque nel comune di Belluno ma anche nella provincia, dice Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, resteranno chiuse. Lo avevamo detto questa mattina, era abbastanza probabile, così come potrebbe essere una decisione che magari sceglierà di prendere anche Padova, che vivrà la piena del Bacchiglione nelle prossime ore, ma non ci risulta una decisione in tal senso. Ora cercheremo anche attraverso gli organi ufficiali di capire se Padova prenderà questa decisione, anche perché i vertici si aggiornano di minuto in minuto. Quindi ingenti danni alle scuole, ce n'è una allagata, ci sono tetti danneggiati, le strutture vanno messe in sicurezza, ci dice il sindaco di Belluno Massaro a Belluno. L'unica sicura è la scuola media Ricci, eventualmente lì potrebbero trovare rifugio alcuni sfollati, perché il problema maggiore adesso non è più diventata l'acqua, almeno in questi minuti ci sembra di capire, ma la mancanza ormai da quasi 24 ore dell'energia elettrica, e questo chiaramente e inevitabilmente crea disagi e nuove paure, anche perché fa buio presto, tra poco sarà nuovamente buio e quindi c'è larga parte della nostra popolazione, anche anziana, che può vivere nuove ore di grande ansia. E non ho capito se abbiamo la pubblicità. Italo, ci fermiamo davvero pochi istanti. Sì, allora, pochi istanti, intanto cerchiamo altre notizie, vi aspettiamo.
Torniamo in diretta all'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Il maltempo a nord-est, una vittima in Veneto. Sapete, evacuate le aree golenali nel Trevigiano. Abbiamo sentito anche il sindaco di Macerata che era positiva questa mattina con un'impressione di riabbassamento, diciamo, della soglia del Piave. Vediamo, c'è un comunicato adesso della Regione, lo leggiamo immediatamente, appena arrivato. L'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini effettuerà un sopralluogo nelle zone del Bellunese colpite dal maltempo di questi ultimi 2 giorni. Per informare i colleghi sulla situazione, l'assessore incontrerà i giornalisti alle 15:30 presso il Comitato di Coordinamento dei Soccorsi all'aeroporto di Belluno. Quindi Bottaccini, che abbiamo appena seguito in diretta dalla sala operativa della protezione civile del Veneto a Marghera, insieme a Zaia il responsabile nazionale Borrelli, sarà a Belluno e alle 15:30 riferirà ai giornalisti all'aeroporto di Belluno. Luogo dunque sicuro di certo in queste ore in cui anche lì la situazione è fortemente critica. Lo stesso Bottaccini, ve lo ricordo, ha definito devastata la provincia di Belluno. A Villaga di Feltre ci sono case quasi distrutte. Borrelli, riepiloghiamo alcune frasi solo del capo della protezione civile nazionale. Sono qui a testimoniare la vicinanza mia e del governo, e questo è importante. Sono numeri impressionanti quelli del maltempo di queste ore in Italia, ha ricordato anche l'epilogo nazionale con 10 vittime. Allo stato attuale c'è una vittima in Veneto e ancora un disperso, e come dice Zaia speriamo ci possono essere buone notizie. E a Mas di Serico è esondato il cordevole, poi un edificio è crollato, era all'interno di quest'area travolta, diciamo, dalla corrente. Abbiamo raccontato dei rinforzi in arrivo. I dati pluviometrici sono i peggiori degli ultimi 100 anni. Questi sono i dati che hanno riportato poco fa. Questo è Caorle o Jesolo? Perché ho visto alcuni video appunto anche dei nostri social. Tra poco faremo vedere di nuovo la pagina Facebook di Antena 3. Come Italo? Jesolo. Jesolo, esatto, grazie. Jesolo, ecco, nei video che abbiamo ricevuto dai nostri telespettatori, che ringraziamo ancora. Tutto peggio addirittura del 66, i dati pluviometrici, cioè è piovuto come non mai negli ultimi 100 anni, e questo significa che per fortuna c'erano tutta una serie di strutture e di sistemi pronti a convogliare l'acqua per renderla semplice, e questo ha evitato forse il peggio, oltre ai 400 milioni di euro investiti appunto in opere. 60 persone evacuate a Taibon, 70 a Perarolo per la frana. Nel 2010, ricordava Zaia, furono 32 gli argini rotti, lo dicevamo poco fa. Ora nel 2018 con più acqua grazie alle infrastrutture il Veneto comunque ha tenuto, e poi ha lanciato un appello a incentivare l'uscita dalle golene, questo l'abbiamo detto. Non sappiamo quando saranno riattivate le utenze. E a tal proposito avevamo un comunicato di Terna, sto cercando. Terna è nel distribuzione, prosegue il lavoro di 1500 persone, eccolo qua, per fronteggiare i danni causati dall'eccezionale e perdurante ondata di maltempo in Triveneto. Continua l'impegno della task force di Terna, la società che gestisce la rete di tensione, gruppo Enel che gestisce di media e bassa tensione, 1500 persone. Nonostante condizioni meteo fortemente avverse, eccezionali in termini di intensità, estensione e durata, i notevoli disagi alla viabilità causati da smottamenti, frane, esondazioni e alberi caduti. Il lavoro delle squadre è proseguito ininterrottamente per tutta la notte con l'obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Veneto, circa 122.000 clienti disalimentati, cioè ci sono 122 famiglie in Veneto ancora in questo momento senza energia elettrica, e nel vicino Friuli Venezia Giulia 21.500.
ha ricordato, visto che è territorio che ci segue, anche una vittima tra i vigili del fuoco volontari. Borrelli lo ha detto in Trentino Alto Adige ed è giusto ricordarlo anche noi. Rispetto alla giornata di ieri sono state già rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto. Mi avete detto? Ok. Allora, saluto Andrea Michalizzi, assessore ai lavori pubblici e manutenzione del Comune di Padova. Grazie, grazie. Buongiorno. Allora, grazie a voi per l'informazione costante che date. Ecco, senta assessore, ci può dire qualcosa? Cioè, che notizia vuole dare ai padovani in attesa della piena del Bacchiglione? Esco adesso da una riunione con il prefetto e con il Genio Civile e l'ARPAV. Continuiamo a seguire con grande apprensione questa situazione di piena. Per il Bacchiglione la piena sta attraversando Padova in queste ore per il fiume Brenta. No, Brenta o Bacchiglione? Quindi, assessore, sì, infatti, scusa. Allora, per il fiume Brenta la piena sta attraversando in queste ore. Certo. Quindi sugli argini che costeggiano appunto Altichiero, Ponte di Godarzere, Torre e Ponte di Brenta, in questo momento stiamo assistendo a una piena importante, ma che ci lascia un franco di circa 8 metri e quindi siamo abbastanza tranquilli. Lì comunque stiamo continuando un'azione di monitoraggio degli argini, perché comunque è importante monitorare queste infrastrutture che in queste ore stanno supportando dei carichi che normalmente non sopportano. Certo. Problemi possono essere fontanazzi, smottamenti e cose di questo tipo. Anche il controllo per esempio delle alberature oggi sotto il ponte di Godarzere abbiamo compiuto un'azione anche piuttosto impattante, bloccando un pezzo di circolazione per togliere più che rami dei veri e propri alberi incastratisi sotto il ponte e quindi per consentire un deflusso migliore, più in sicurezza del fiume. Quindi in queste ore stiamo passando la fase più intensa. Per fortuna sono rientrati gli allarmi anche nei comuni limitrofi che hanno fatto rientrare la gente a casa, chi li aveva sfollati, e per il Brenta insomma l'allarme si riduce. Andiamo a sud, il Bacchiglione. Il Brenta così alto ci rende difficile manovrare con disinvoltura. Come nel 2010. Esatto, per tutta una serie di collegamenti tra fiumi. Lì la piena sarà però più tardi, quindi è prevista per le 10 di questa sera all'incirca. E quindi anche lì non abbassiamo la guardia, siamo lì presenti con la protezione civile, abbiamo un ufficio mobile che è insediato da quando è iniziata la crisi, e quindi i cittadini hanno un ufficio e del personale a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di aiuto. Abbiamo portato i sacchi di sabbia nel caso in cui i livelli inizino ad alzarsi per proteggere le abitazioni dall'innalzamento delle acque. Ecco, voglio dirlo chiaramente, non è a rischio il quartiere della Paltana, è a rischio solo l'area golenale, quindi quelle case intorno alla piscina, alla Padova Nuoto, alla Regnantes, certo. Le case che stanno dentro l'alveo del fiume. Fuori dall'alveo del fiume, fuori dall'argine, già via Vittorio Veneto è assolutamente al sicuro. Entro la serata, se il Brenta prosegue però con un andamento a ribasso, possiamo anche contare di laminare, cioè scaricare il Bacchiglione, quindi riuscire a gestire bene anche questa fase. Ecco, assessore, è stato veramente chiarissimo, quindi lei dice... una cosa importante, sì. Le scuole domani, ci ha avvisato il prefetto, saranno aperte e questo è un segnale importante per le famiglie, ma anche di ripresa di una normalità, di una città che abbandona piano piano lo stato di crisi e riprende le sue funzioni. Quindi domani a Padova scuole aperte. Questo è importante, sì, perché era esattamente la domanda che le volevo fare, perché è prevista poi, sappiamo, riaprono a Treviso nella provincia e restano chiuse invece nel Bellunese tutte quante, e la domanda era appunto, attendendo la piena questa notte, se poi avreste scelto di tenerle chiuse domani. Quindi scuole aperte. È una scelta del prefetto.
è una scelta del prefetto, certo. e oggi ha deciso di tenerle aperte. Noi ci siamo adeguati, abbiamo, come dire, informato con i nostri canali rispetto a questo tipo di scelte. Senta Michalizzi, un'altra cosa, quindi dicendo che il Brenta, vedere se si può laminare, cioè spostare, la rendo più semplice, dell'acqua in modo che possa sfogarsi anche in quel ramo di fiume, intende che quindi è in calo adesso il Brenta? O non ancora? Perché Il Brenta la piena... adesso è nella fase, adesso il Brenta è nella fase più intensa, Eh. quindi vuol dire che siamo nel picco, nel colmo di piena, e quindi la fase successiva sarà quella invece dell'abbassamento del livello. Certo. E ha detto che ci sono 8... E quindi nelle prossime ore, abbassandosi il livello del Brenta, mano a mano ci consentirà di scaricare l'acqua del bacchiglione sempre di più sul Brenta, e questo, il fatto che le due piene non sono concomitanti ma quella del bacchiglione arriva un po' dopo, sì, vi può aiuta. agevolarci. E questo ovviamente può comportare, questo non lo sa ancora, diciamo, l'eventuale idea la decisione di evacuare i residenti della Golena alla Paltana? Ma i residenti della Paltana sono stati, come dire, informati già domenica della situazione. Certo. Hanno la protezione civile al loro fianco, 24 ore su 24, in sacchi di sabbia. Già è una zona che ha già esperienza di allagamenti, quindi è una decisione che prenderanno anche loro in base a una scelta, insomma, che decidono di fare. Guardate, l'altra volta, quando si è alzato il livello del fiume, noi avevamo organizzato anche una palestra riscaldata con possibilità di docce, insomma, per ospitare le persone, ma hanno tutti voluto rimanere lì. Sì. Hanno dormito in macchina, bagnati, sporchi di fango, perché la situazione, come potete immaginare, era quella, ma non hanno voluto abbandonare le loro abitazioni. Quindi, insomma, parliamo di un numero di case limitato, e siamo lì con loro, con i nostri uomini, e questa scelta la prenderemo insieme. Insomma, ecco, la piena non è un evento impetuoso, cioè non è che a un certo punto si scaglia un'onda, sì, non ma è un evento, esatto, è un evento graduale, e quindi in questa gradualità ci si può organizzare. Ecco, è lento. Senta, e inesorabile. Assessore, certo, chiarissimo. Ha una fake news da sfatare anche lei? Sì, una bufala da smentire? È il nostro lavoro ormai sì, delle ultime 24 ore, pieno di imbecilli che danno notizie sbagliate, inventate. Li ho definiti imbecilli anch'io, infatti in apertura ho ringraziato molto l'informazione che date, perché è importante seguire queste informazioni dai canali ufficiali. Fidatevi di chi le notizie ve le dà da sempre, quindi le agenzie televisive, di stampa, le istituzioni che stanno seguendo questa crisi. Oggi gira il messaggio che le scuole domani saranno chiuse, e non è assolutamente vero. Alle volte può sembrare una stupidaggine, una cretinata, una bullata che uno fa, in realtà questa cosa può mettere in crisi un sistema, un'organizzazione che è già in difficoltà per l'emergenza. Esatto. Figuriamoci se qualche imbecille si mette anche ma è successo anche di peggio. Sono state chiamate squadre di protezione civile ad intervenire su allagamenti che poi provati con fotografia, e poi andati sul posto invece non c'era assolutamente niente, quindi erano fotografie vecchie di repertori di vecchi allagamenti, e provate a immaginare, insomma, anche questo è gravissimo. Una squadra, un procurato allarme, una squadra già di volontari, di gente che investe il proprio tempo, che viene impegnata con dei mezzi per andare in un posto dove magari invece tutto è a posto. Ma posso chiederle dove questo, per esempio, è successo? Lasciamo perdere, però ecco, giusto per capire quanto può essere, insomma, certo, stupido un testo di questo tipo. Certo. Allora, grazie ad Andrea Michalizzi, magari ci sentiamo più tardi nel corso della giornata, buona appunto, giornata. Anche perché c'è l'attesa per la piena del Bacchiglione in serata. Grazie Questa davvero, sera. buon lavoro. Grazie a voi. Dunque, Mas di Sedico, ci scrive Luisa Ghirardi. Vediamo se è vero, però questo va verificato, potrebbe essere questo l'edificio che
rendeva più difficoltoso, ma ovviamente vorrei verificare, insomma, perché ha parlato di edificio crollato appunto l'assessore alla protezione civile Bottacin. Questo lo verifichiamo. Chiedo a Nicola se mi può aiutare in questo lavoro, la redazione. Questa è la situazione attuale del ponte di Brenta tra Piove di Sacco e la provincia di Venezia. È una foto che ci hanno inviato. Allora, poi vediamo ancora Alice Memo. Ti chiedo aiuto, Nicola. Proviamo a contattare il sindaco di Noventa di Piave, perché è una cosa che volevamo già fare questa mattina e vedere se può essere al telefono con noi. Facciamo questo tentativo al volo in modo da verificare una notizia, per esempio. Ecco, Fagarè della Battaglia, ci scrivono ancora. San Donà, l'argine per Eraclea. Rosanna Geretto, eccola qui la foto che ci invia Rosanna. E poi abbiamo una marea di video, perché d'altronde non li facciamo vedere da un po', ma grazie. Situazione Spessa Arena Belluno, ci aggiornate per favore. Così, la casetta di Piave Beach, ci scrivono. E d'altronde abbiamo detto e visto come la situazione del bellunese sia quella di maggiore difficoltà. Bene, stiamo provando a contattare il sindaco di Noventa di Piave. San Donà, Riccardo Tagliapietra ci manda questa foto a San Donà. Bene, ancora sembra abbastanza tranquilla, almeno al momento dello scatto. Scuole domani a Treviso possono tenerle chiuse visto che giovedì siamo di nuovo a casa e non ha senso andare a scuola solo per un giorno. Non so se questa Alessia Dalbò sia una studentessa, ovviamente, quindi cerca di spingere per questa decisione, ma non è così. Allora, Maserata sul Piave, abbiamo sentito il sindaco nell'arco della mattinata, ci diceva situazione un po' più tranquilla, però guardate, insomma, in questo momento dalla foto di Sara Cattarin com'è la situazione. Avevamo altre notizie da leggere, non siamo riusciti. Avete letto il comunicato insieme a noi di Terna che riferisce di 21.500 utenze ancora ferme in Friuli Venezia Giulia, ma 122.000, ben 122.000 in Veneto. Dove è finito il comunicato? Eccolo qua. Inzuppati per acqua alta 2 razzi di Mirò a Palazzo Zaguri, ora in restauro alla razzeria di Asti per salvarli dalla salsedine. Catena umana notturna per asciugare e salvare i capolavori del Novecento, a rischio l'apertura il 1° novembre. La mostra fuoriuscita idraulica dalla toilette della mostra da Kandinsky a Botero, tutti in un filo. Danno idraulico alla toilette l'eccezionale acqua alta di Venezia, allagato il 2° piano della mostra da Kandinsky a Botero, allestita da Venice Exhibition. SRL catena umana notturna per pulire e asciugare i 2 arazzi inzuppati esposti per ora all'umidità dell'acqua e la salsedine, un sopralluogo notturno del proprietario dei custodi, e la mostra in allestimento poco dopo le 23:30 di ieri per fare l'amara scoperta. Eravamo preoccupati per il picco di marea notturno annunciato attorno all'1 di notte. Quando siamo arrivati abbiamo percepito un acre odore di fognatura e, raccontano gli organizzatori, la fuoriuscita è avvenuta dalla toilette, quindi danni anche per questa mostra a Venezia. Ovviamente della riapertura delle scuole abbiamo detto, è molto importante. Provincia di Treviso, Padova anche apre le scuole. Dove siamo? Come? A Segusino, quindi questa foto ci arriva da Segusino. Avevamo anche altre cose da mostrare. Italo, vai pure tu in base all'elenco che abbiamo preparato. Noi ci affidiamo. Zona Tre Baseleghe, quindi Alta Padovana. Però questo immagino sia di ieri, questo video, perché oggi c'è il sole. Brian Geronazzo ci dica appunto di quando è. Zenson di Piave, scrive Nicola Frau, casa mia. Questa è la situazione a Zenson di Piave, cerco di allargarvela un po', eccola, la vedete più chiaramente adesso. Poi Brian Geronazzo dice adesso a zona Tre Baseleghe, quindi evidentemente è prevista una nuova ondata di maltempo, ma non ci risulta. Facciamo una verifica
anche perché abbiamo colleghi residenti lì. Ci dite la situazione a Eraclea, per ora attesa per le piene, ma bisogna stare in attesa appunto e a livello di attenzione. Situazione a Nervesa alle ore 14, ma non ci hanno inviato nulla. Isabella Giandon, le previsioni di oggi, adesso le guardiamo insieme. Serena, il ponte di Eraclea, questo ce l'hanno inviato poco fa, e quindi come vedete anche chi ci domanda, abbiamo domande e risposta tra i nostri stessi telespettatori, chi ci domanda appunto la zona di Eraclea. Cristina Carli, vediamo cosa ci ha inviato. Vicenza-Padova, situazione attuale. E allora facciamo così, diamo un occhio insieme anche al sito che ci ha suggerito ovviamente dunque previsioni, il generale Iannicelli. Questi sono altri scatti, questo è sempre il Piave, no? Quando ci colleghiamo con Marta Marangon, Nicola Marcato? Quando sono pronti? Ok, allora quando ci sono fatemi sapere. Previsioni AM. Meteo AM, eccolo qua. Meteo AM è il sito dell'aeronautica militare, ovviamente su suggerimento del generale Iannicelli. Vediamo, attualmente diamo un occhio, in realtà ci risulta nuvoloso con sole addirittura in alcune zone, quindi non vedremo le previsioni insomma per le prossime ore, ma così è. Quando avete qualcosa ditemi pure, torno a leggervi. Ritrovata la donna dispersa nel Bellunese, ma non è purtroppo quello che noi segniamo nel nostro titolo, è quello che dicevamo stamattina, quindi è ritrovata la donna che risulta dispersa, si sarebbe dovuta presentare all'ospedale di Agordo la mattina di martedì, oggi 30 ottobre, ma nessuno l'aveva vista. Fortunatamente dopo alcune ore di ricerca la donna è stata rintracciata in un hotel dove si era fermata a causa del maltempo nel comune di Alleghe. Resta però un uomo disperso a Falcade, così come riportano anche colleghi amici del Gazzettino. Allora, importante riepilogo, zona di grandi difficoltà ancora e tuttora è quella del Bellunese, l'avete sentito, abbiamo ascoltato dalla viva voce del sindaco di Taibon. Le precipitazioni, i dati pluviometrici peggiori degli ultimi 100 anni a Villaga di Feltre, ci sono case devastate, abbiamo parlato e forse visto quella foto, cerchiamo di verificarla, di Mas di Sedico dell'edificio crollato nel Cordevole, e questo lo ha riferito lo stesso Bottacin. Abbiamo un'intervista a Bottacin? Sentiamolo, l'assessore regionale della protezione civile. Tutti i fiumi principali sono monitorati fin dalle prime ore perché ovviamente sapevamo che l'evento era particolarmente intenso, quindi c'è stato lo spiegamento delle forze sia regionali che della protezione civile, e quindi tutti i fiumi vengono costantemente monitorati perché l'evento e i colmi di piena ancora non sono totalmente transitati. Ecco, quali sono i fiumi che creano maggiore preoccupazione? Ma abbiamo avuto grossa preoccupazione sull'Adige, abbiamo grossa preoccupazione sul Piave, ma anche tutti gli altri sono stati monitorati. Cosa ci si deve aspettare nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni? Ma adesso ci sarà qualche ora di tregua e poi ci saranno ancora piogge, sono stimati 100 mm per la giornata di giovedì, sono pochi in assoluto, però considerando la situazione che c'è soprattutto nel Bellunese siamo preoccupati. Siamo preoccupati, mi arriva un'altra foto, ringrazio Salvo, nostro telespettatore amico, da Ponte di Piave, ma questa è sempre l'area golenale. Fra 2 minuti abbiamo Marta Marangon dal Piave, quindi restate con noi, vedremo a che punto è la situazione. Torniamo a vedere i video dei nostri telespettatori, dicevamo anche la situazione a Nervesa, ore 14, ma Anita non ci ha inviato nessun messaggio. Adesso si sta spostando verso il Trevigiano, ci dicono di queste previsioni. Facciamo così, Nicola, poi contattiamo anche Iannicelli, così ci può aiutare a dare lui delle informazioni
serie sulle previsioni del tempo. Il maltempo in arrivo è previsto per giovedì, a dire il vero, quindi la giornata di mercoledì mi pare al massimo, quindi domani, ma in realtà giovedì, quando ci sarà la previsione di queste nuovi ulteriori 100 mm di precipitazioni, 10 centimetri di pioggia. Pubblicità, un minuto, torniamo in diretta, vi aspettiamo. Allora, torniamo in diretta con l'edizione straordinaria. Siamo riusciti a verificare quella notizia ed è vero, ve la facciamo vedere quanto ci ha scritto Marco Guidotti. È in corso l'evacuazione a Noventa di Piave dell'outlet. È vero, tra l'altro mi arrivano immagini ancora di Noventa di Piave. Dobbiamo dirvi una cosa, è a scopo precauzionale, questo è importante, cioè per mettere al sicuro da eventuali rischi la popolazione, quindi stanno evacuando Noventa di Piave, l'outlet di Noventa di Piave, sta per arrivare sul posto il sindaco Luigi Brugnaro, città metropolitana Luigi Brugnaro, e quindi stiamo per andare a seguire quanto succede con queste operazioni. Guardate le immagini con Marta Marangon, il passaggio dei sacchetti di sabbia. Andiamo sulle sponde del Piave. Marta. Ecco sì Ferdinando, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Allora ci siamo spostati sull'altra sponda del Piave, da Ponte di Piave siamo ora a Negrisia. Qui come vedete è una delle situazioni forse più critiche per quanto riguarda gli argini del Piave. Ecco, Nicola Marcato adesso sta riprendendo l'area golenale che come vedete è completamente allagata con l'acqua che ormai ha raggiunto praticamente il livello della strada arginale. Sul lato opposto, appunto sotto l'argine, vedete l'acqua è passata, ci sono dei fontanazzi aperti lungo tutto l'argine e qui si sta lavorando incessantemente, ci sono i volontari, ci sono gli uomini della protezione civile, ci sono i vigili del fuoco, gli alpini, c'è anche l'esercito, i ragazzi dell'esercito che sono venuti qui a dare una mano proprio perché la situazione è estremamente delicata appunto in questo momento. Allora qui ci sono anche i vigili del fuoco, qui al mio fianco c'è il vicecomandante, dottor Giuseppe Quinto. Buongiorno, allora in questo momento com'è la situazione? In questo momento noi stiamo monitorando i livelli del Piave e i livelli dell'Ivenza. Il Piave dovrebbe aver raggiunto qui il livello massimo, speriamo che da ora in avanti debba cominciare a decrescere, anche se lo sta facendo con estrema lentezza, adesso un po' cresce, un po' sembrerebbe in una fase di stabilità, però nelle prossime ore non ci aspettiamo che il livello cominci a decrescere. Ecco, stiamo vedendo quindi volontari, esercito, protezione civile, tutti al lavoro con questi sacchi di sabbia. Di fatto in questo punto specifico qui a Negrisia che cosa succede? Questo è un punto che ci viene segnalato dal Genio Civile come un punto critico perché è un livello leggermente più basso del resto del territorio qui attorno. Per cui stiamo monitorando questo argine e stiamo in questo momento chiudendo un fontanazzo. Quindi questa è la tecnica per poter impedire all'acqua di filtrare da sotto l'argine e andare a inondare i territori al di là dell'argine. Ecco, queste infiltrazioni d'acqua rischiano in qualche modo di erodere anche, come dire, di limitare quello che è la robustezza, insomma, dell'argine? Sicuramente sì, cioè, gli argini rimangono inutilizzati, cioè non fanno il loro lavoro per gran parte della loro vita, però quel giorno che serve che facciano il loro lavoro lo devono fare bene. Per cui tutte le erosioni, le gallerie scavate da animali, comunque che si formano nell'argine, le scopriamo nel momento in cui si riempie d'acqua il lato a fiume
e quindi l'argine comincia a fare il suo lavoro. Se ci sono delle gallerie che vengono percorse dall'acqua che si infiltra, quell'acqua stessa scava e rischia di far cedere poi l'argine, quindi bisogna bloccare questa erosione, questo movimento dell'acqua, e questa è una delle tecniche per poter ottenere questo risultato e quindi stabilizzare sostanzialmente l'argine e garantire la sua funzionalità. Ecco, per quanto riguarda l'onda di piena, dicevamo che siamo più o meno stazionari, insomma in leggera decrescita. Che notizie avete dai fronti a valle del fiume? Una delle preoccupazioni più grosse fino a poco tempo fa era quella che il mare non ricevesse l'onda di piena. Attualmente? No, quello che sappiamo di certo è che da monte la quantità d'acqua che arriva è minore di quella che arrivava nelle ore passate, quindi le portate a monte si stanno riducendo, quindi ci aspettiamo che anche la quantità d'acqua che si trova qui e che nelle scorse ore ha avuto difficoltà a sversarsi in mare, adesso piano piano defluisca e quindi il livello scenda. Mentre invece dal lato di Motta, dove c'è il Livenza che è alimentato dalle montagne del Friuli, l'onda di piena ha un attimo di ritardo, quindi dovrebbe essere forse fra qualche ora. E quindi quella è un'altra situazione critica che teniamo sotto controllo e che stiamo monitorando sia da monte che a Motta stesso. Sì, infatti anche ieri sera quando siamo venuti al vertice che c'è stato presso il vostro comando era tutto pronto anche per l'evacuazione dell'ospedale di Motta di Livenza, che è stata congelata attualmente in quel caso lì, visto che la piena deve ancora arrivare, a che punto siamo? Se ne sta discutendo probabilmente proprio in questo momento al CCS, perché si era rinviata la decisione a più tardi per capire, per valutare la necessità o meno dell'evacuazione dell'ospedale. Quindi non è ancora scongiurato, diciamo, questo rischio? Non è ancora scongiurato, però si spera che non sia necessario. Dipende da quanto il livello del Livenza cresca e con quale velocità e con quale entità. Ecco, ora adesso qui avete finito, nel caso di questo fontanazzo ce ne sono anche altri aperti in questo argine qui a Negrisia. Sarà oggetto di verifica, perché adesso uno dei lavori che stiamo facendo è proprio quello di fare dei sopralluoghi lungo gli argini per vedere che non ce ne siano altri. Man mano che vengono scoperti vengono bloccati con queste tecniche. Marta. Per cui saranno oggetto di sopralluogo, di osservazione anche nelle prossime ore. Ecco, Marta, mi senti? I livelli del fiume rimangono questi. Sì, ti allora, sento, ecco, Ferdinando. Scusami, giusto per capire che previsioni hanno loro, perché in effetti adesso le segnalazioni che ci arrivavano via Facebook sono vere ed è prevista della pioggia ancora nel pomeriggio, soprattutto nel Padovano. Stiamo guardando dal tablet per la giornata di oggi, dalle 15 fino alle 16, rovesci e schiarite, insomma, quindi anche poi per la giornata di giovedì e venerdì, lo vedete, il 1° e il 2 novembre, però ecco, questa è la situazione del pomeriggio per esempio nel Padovano. Ora verificheremo anche Treviso, cioè si attendono ancora pioggia. Stavo guardando in effetti il cielo nelle immagini di Nicola Marcato, promette pioggia di nuovo. Il cielo sì, da qui diciamo nel punto dove noi ci troviamo è nuvoloso, ma verso la montagna è ancora molto, molto scuro, nonostante ci abbiano detto insomma che in montagna è in calo il livello del fiume. Comandante, per quanto riguarda le previsioni del meteo, mi chiedono da studio, che notizie voi avete? Nel senso, sono previste ancora ulteriori piogge o dovremmo avere superato questa fase critica? In base agli ultimi bollettini la fase critica dovrebbe essere stata superata, nel senso che le precipitazioni abbondanti che ci sono state nelle scorse ore, nelle scorse giornate, non dovrebbero ripetersi nelle prossime.
E qualche scroscio, qualche pioggia di più modesta entità potrebbe ancora essere presente a monte, ma sicuramente non avrà quelle ripercussioni che ha avuto invece la pioggia dei giorni scorsi sui nostri fiumi, sul tessuto idrografico della provincia di Treviso. Ecco. Grazie mille. Allora, comandante, buon lavoro naturalmente a tutti i vigili del fuoco che stanno lavorando insieme ai volontari, insieme all'esercito, alla protezione civile, gli alpini, vediamo la protezione civile degli alpini, vediamo sono appunto tutti mobilitati. Qui naturalmente la situazione è in continua evoluzione, lo vedete anche voi, anche perché appunto come si vede qui alla mia destra, Nicola può appunto testimoniare, ormai tutta quest'area di campagna della Golena del Piave è un enorme lago. Lì dietro c'è una casa, non so se la riuscite a vedere. Arrivederci, grazie ancora, salutiamo i vigili del fuoco. Non so se la riuscite a vedere, l'acqua arriva oltre il primo piano, quindi certo, tutte le abitazioni di quest'area sono state evacuate e naturalmente c'è timore invece per quanto riguarda le abitazioni sul lago opposto, quelle che vedete appunto di qua dell'Argine e che sono gli abitanti, l'abbiamo sentito nei collegamenti precedenti, sono stati invitati Marta, allora, a mettere tutte le cose di un certo valore, allora, comunque a Conegliano al piano piove. superiore. A Villorba ci segnala una tempesta, diciamo grandine. Marco Morandin ci scrive Villorba tempesta con grandine, quindi quella pioggia che temevamo. Temporale in zona Castelfranco Istrana, appena passato con pioggia e vento, va verso est, verso Treviso, ci scrive Samuele Gemin. Grazie per queste foto e informazioni tempestive. Scusa Marta, qualcuno lì sa, e poi vorrei lasciarti libera anche per aggiornare i colleghi, qualcuno sa lì delle evacuazioni in corso a scopo precauzionale, ve lo ricordiamo ancora, dell'outlet di Noventa di Piave? No, al momento adesso noi volevamo spostarci per vedere se riusciamo a raggiungere il dottor Signoriello della prefettura di Treviso, che è appunto il commissario per quanto riguarda l'emergenza Piave di queste ore, e vediamo quindi se sa fornirci qualche ragguaglio, qualche aggiornamento su quella situazione. Va bene Marta, allora ci ricolleghiamo con te più tardi, grazie davvero. Allora adesso bisognerebbe scoprire in effetti se dopo la chiusura delle scuole che riguarda la provincia di Belluno anche per la giornata di domani, Padova ha fatto una scelta diversa, avete sentito la prefettura, quindi domani aperte, Treviso domani aperte, bisogna capire Venezia, quindi cerchiamo di sondare, anche perché ci sarebbe questo documento della prefettura già stabilito per alcune zone, e allora facciamo una verifica insieme, ce lo segnala Nicolò, perché in effetti è un dato che ancora non abbiamo ricordato. Fagare della Battaglia comincia a calare qualche centimetro, ci dice Ale Bravin, e questo è importante. Giavera del Montello, la temperatura si è abbassata a causa temporale con piccola grandine, ci scrive Mary Forner. Roberta da Jesolo, questa è la situazione attuale al ponte di Eraclea per quanto riguarda la situazione del Piave. Così Roberta, vediamo, ah no, ma è il video quello molto lungo che non riusciamo purtroppo Roberta a mostrare. Prima della pubblicità c'è ancora il generale Iannicelli collegato con noi. Generale, buon pomeriggio. Dov'è? Non c'è? Niente, allora... Sono qui. Buon pomeriggio a tutti. Grazie generale, noi siamo ancora qui, continuiamo. Senta, le volevo chiedere, purtroppo, sì. Quindi che temporale è in corso? Un temporale, questi sono i residui di un peggioramento, di un'ondata di maltempo così intensa, quindi non è che il miglioramento esce il sole immediatamente e si stabilisce, l'atmosfera ha avuto uno sconvolgimento e quindi per ritrovare l'equilibrio ci mette un po' di tempo. In effetti adesso ci sono in corso diversi temporali, soprattutto verso nord, che però si esauriranno velocemente, potranno essere localmente anche intensi, e poi il miglioramento sarà inesorabile, nel senso che già nelle prossime ore, per domani,
però purtroppo per giovedì avremo un nuovo peggioramento. Certo le condizioni saranno diverse, però come si diceva prima il terreno è intriso d'acqua, quindi avrà difficoltà a assorbire anche poca pioggia, quindi diciamo qualche problema rimarrà. Comunque giovedì e venerdì di nuovo un peggioramento, quindi prossime ore un miglioramento, sarà temporaneo perché per giovedì e venerdì si prevedono ancora delle precipitazioni, naturalmente non intense come quelle che abbiamo avuto finora. Infatti ha sentito, ma è vero, allora ha sentito i dati pluviometrici, i peggiori degli ultimi 100 anni, è caduta molta più acqua addirittura del 2010, hanno detto questa mattina in conferenza stampa, non so se ha avuto modo di seguirla in diretta tra Zaia, Bottacin, il responsabile nazionale. Ci sono in questo momento nuova strada ANAS 215, il vecchio tratto dell'Alemagna tra Castellavazzo e Macchietto, aggiungo una notizia, è stato temporaneamente chiuso al transito nel territorio di Perarolo di Cadore, lo rende noto l'ANAS, la statale è stata interessata da uno smottamento, si registra la presenza di alberi pericolanti lungo tutta la strada, il transito è provvisoriamente consentito ai soli mezzi di soccorso. Il personale e le squadre ANAS sono sul posto per gli interventi necessari per riaprire al traffico la strada nel più breve tempo possibile, quindi questo è per quanto riguarda la zona di Perarolo. Dunque 100 mm previsti giovedì, generale, lei cosa dice? Ma io andrei con i valori, andrei molto cauto su questi numeri, perché anche 40 mm, 30 mm in pochissimo tempo sono già critici, quindi poi lasciamo perdere i numeri perché si diventa prigionieri di qualcosa che poi non è. Comunque ecco, le 20-30 mm che sono previsti ancora per giovedì sono già tanti. Poi bisogna vedere le zone. Non è che si può generalizzare dove cadrà la pioggia, perché con questa situazione magari in un posto cadono 50 mm, a 20 km ne cadono 10. Possiamo far solo un esempio. Certo. In tutto questa ondata di maltempo Treviso è stata forse la città più risparmiata anche in termini di precipitazione, non è caduta tantissima pioggia. Il problema è stato il vento, e questo volevo dire, che per giovedì e venerdì non dovrebbe riverificarsi questo vento, queste raffiche molto forti che sono quelle che hanno creato grandi problemi. Per l'acqua alta a Venezia dovrebbe attenuarsi questo afflusso di aria di scirocco, aria calda, comunque prevedono ancora oggi pomeriggio, questo è il centro maree, quindi il dato ufficiale, 110 mm e poi si manterrà come massime, come alte maree anche nei prossimi 2 giorni tra i 100 e i 105 mm, 105 cm, chiedo scusa. Quindi si mantiene sostenuta, nonostante, cosa importante è che attenuandosi questo afflusso di aria umida, di aria di scirocco, i fiumi potranno scaricare diciamo con più facilità la massa di acqua che hanno ricevuto dalle piogge sul mare. Questo è importante, diciamo fino adesso l'acqua veniva respinta da queste correnti forti verso l'interno, verso la costa, quindi la situazione è in miglioramento, ma ripeto, quando agita dell'acqua in cui c'è della terra si intorbidisce e poi per tornare di nuovo limpida ci vuole un po' di tempo, diciamo, ecco, per dare ben l'idea di quello che potrà succedere, che succederà. Certo, allora generale grazie davvero e buon proseguimento di pomeriggio, insomma abbiamo capito bene cosa succede, giusto in effetti non guardare ai dati cifre, soprattutto nelle previsioni, tutto può accadere ancora, è vero che 700 mm, cioè 70 centimetri di pioggia sono caduti proprio nelle zone più in crisi, quelle nei giorni scorsi, cioè quelle colpite dall'incendio a Taibon, e questo è giusto ricordarlo. Vi faccio vedere Nicola, Roma, Negrisia di Ponte di Piave, questo è il video che ci manda Nicola pochi minuti fa. E ne stiamo ricevendo a centinaia, davvero. Io vi ringrazio, vi prego di aiutarci. Esatto, outlet di Ponte di Piave chiuso, adesso lo stavano evacuando appunto per quanto riguarda ufficialità arrivata, mi dicono, per la chiusura delle scuole, ma verifichiamo per essere certi, e stiamo parlando adesso del veneziano, vediamo un po', ancora io non ho
modo qui di verificare, vediamo se lo troviamo in qualche altro modo, con i ragazzi al lavoro. Qui situazione dal ponte di Eraclea, ci scrive Pier Antonio Pasini, eccolo qua. Questo Eraclea, temporali con fulmini nella Castellana, in effetti me lo confermano tutti. Abbiamo solidarietà dall'ANCI per quanto riguarda il maltempo ai comuni e ai parenti delle vittime. Zaia è un paese civile. Chi abbiamo? Ah sì, questo è un incidente accaduto poi in giornata per l'acqua alta, sapete, a Venezia. Sono immagini, credo, della giornata di ieri, un video che fa il giro del web in queste ore. Guardate, la ragazza povera non si accorge che in quel punto non c'è più la fondamenta e così finisce di fatto in laguna, viene salvata immediatamente da amici, credo, da questo video. Ieri pomeriggio il vice premier Salvini mi ha chiesto un resoconto della situazione, ha detto Zaia, tra l'altro in conferenza stampa. Vediamo poi se riusciamo a riascoltare anche un breve tratto di questa conferenza stampa. 2 o 3 che facevano i bastian contrari criticando la chiusura delle scuole e l'attivazione della protezione civile che abbiamo messo in campo, oggi ci fanno dire che avevamo ragione. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso dell'incontro che abbiamo seguito in diretta, giusto per ribadire alcuni punti. Zaia ha concluso sottolineando che tutto il Veneto è in stato di calamità, ma questa va documentata per bene per la rifusione dei danni, quindi ai veneti dico fate pulizia ma prima fate le foto. Ecco, questo è un dato importante per chi ha vissuto il 2010. Vi ricordo che Bottaccino alle 15:30 poi sarà all'aeroporto di Belluno per un report di quel che è la situazione ancora una volta in Veneto a Belluno, poi in particolar modo. Questo è l'ultimo aggiornamento. San Donà di Piave, Musile di Piave, ci scrive Luca. Vediamo Luca il tuo video, Luca Cucchi. Questo ancora, e lo vedete che la corrente è abbastanza forte, quindi questo comunque è un buon segnale. L'importante è che l'acqua arrivi al mare dopo tutta questa pioggia che non continui a ingrossare il fiume. Da Ponte di Piave in giù è impressionante, dice il nostro Francesco Ceron, che si sta recando proprio a Noventa di Piave, dove hanno evacuato a scopo precauzionale, vi ricordo, l'outlet. A Fossalta di Piave stanno consegnando sacchetti di sabbia. Federico Rosani ci segnala questo per l'arrivo della piena. A Conegliano diluvia un sacco, Alessandro Mic, sì, questo l'abbiamo capito. Rebecca Baradel, San Donà di Piave, vediamo adesso, mi aiuti Nicola per capire la questione scuole, così vorrei che dessimo un'informazione ufficiale. Mattia Zaccagno, a Padova sempre peggio per quanto riguarda, vedete, la nuova ondata di maltempo, ma che dovrebbe durare circa un'oretta dalle previsioni meteo e da questa ondata di maltempo. Eccola qui Padova che è prevista per questi minuti ed è già in corso, lo avete sentito, e con una nuova potenza nel Trevigiano. Allora vediamo, abbiamo un minuto di pubblicità, poi torniamo in diretta, aspettiamo. Torniamo in diretta. Alluvione Veneto, un morto e un disperso. Purtroppo questo è il bilancio di quello che stiamo raccontando da ormai ben più di 24 ore, quando l'emergenza è sorta domenica nel tardo pomeriggio, nella serata in particolar modo già in montagna. Allora, stiamo cercando di verificare questo comunicato della prefettura che appunto sarebbe arrivato da Venezia per la chiusura delle scuole. Nei comuni che sono lungo l'asta del Piave, che inevitabilmente in queste ore e nelle prossime vivranno il colmo di piena del fiume Sacro alla Patria. Allora adesso cercheremo di avere informazioni in tal senso. Appena possiamo, Nicola, ci ricolleghiamo poi con Marta, perché giustamente il nostro territorio Antena 3 deve seguire quello che succede sul Piave. Fateci sapere delle informazioni sul Veneto, vogliamo sapere se le scuole chiudono o no, se è possibile, grazie. La situazione a Verona, ci scrive
Giulia Dal Cero, e guardate queste immagini dell'Adige, fanno davvero impressione, lo ha detto anche il governatore Zaia, le faccio rivedere, sono molto veloci ma sono davvero impressionanti, visto il cielo ovviamente fanno riferimento a poco fa. E lo ha detto Zaia, Adige e Piave, più il Piave in particolar modo. Adesso cercheremo di scoprire anche queste ulteriori novità che riguardano le scuole, quindi dobbiamo sapere Verona e Venezia. Vi ricordo il resto, cioè a Padova domani scuole aperte, ha detto l'assessore Michalizzi, è un buon segno anche di una città che torna alla tranquillità, nonostante la piena sia attesa poi dalle 22 di questa sera per quanto riguarda il Bacchiglione. A Treviso scuole riaperte domani, a Belluno invece resteranno chiuse in tutta la provincia. Ora verifichiamo le altre. In effetti Tiziana Bolognani ci aiuta anche nella cronaca, nelle nostre chat, a dire quello che è impressionante a Mas di Sedico. Ora vi trovo di nuovo la foto di prima che fa riferimento appunto a quanto accaduto nella notte a Mas di Sedico, dove si è sbriciolato un edificio, e ora vediamo, sarà mica facile ritrovarlo eccolo qua, tra le centinaia di foto che abbiamo ricevuto. Guardate, eccolo qua, l'edificio che è andato, si è letteralmente sbriciolato nel Cordevole. Lo abbiamo fatto vedere più volte oggi, continuiamo a mostrarvelo, e sono immagini davvero impressionanti di quel che è successo. La nuova strada, lo abbiamo detto, la Lemagna tra Castellavazzo e Macchietto è interrotta. Zaia ha ribadito e ci ha citato dopo il collegamento in diretta questa mattina con Antena 3, aveva confermato l'intenzione di denunciare quanti hanno diffuso fake news, lo ha confermato poi oggi in conferenza stampa. Questo è ancora il Piave, giusto Italo? 90 di Piave, perfetto, e quindi proprio lì dove si è proceduto all'evacuazione dell'outlet a 90. Avevamo anche le immagini del drone, non solo dei Vigili del Fuoco ma di Edoardo Magliarella, che gentilmente ci ha fornito, quindi quando le avete pronte ci dite qualcosa. Andiamo avanti ancora con i tantissimi video ricevuti. Giusto per darvi un dato, i sindaci che abbiamo contattato e sarebbero interessati dalla chiusura delle scuole per la giornata di domani nel Veneziano, se dovesse essere confermato, purtroppo in questi minuti sono alle prese con l'emergenza che adesso sta investendo loro, e quindi hanno difficoltà a essere al telefono con noi, ma è importante però dare notizie alla popolazione, quindi cerchiamo davvero di raggiungerli. Sentiamo ancora il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli e poi vorrei collegarmi ancora con Marta. Vediamo. Beh, qui la situazione è particolarmente pesante, lo è stata, speriamo che siamo sulla via della risoluzione delle problematiche, soprattutto le criticità, le preoccupazioni per i corsi d'acqua che potevano esondare, quindi stiamo andando bene e speriamo che presto possa passare questa ondata di maltempo e di piena dei fiumi veneti. Bisogna fare un piano strutturale per la prevenzione, soprattutto pulizia dei fossi, manutenzione del territorio. Io ho visto nel corso delle mie visite di questi giorni purtroppo una situazione diffusa, Sicilia, Calabria, Puglia, ovviamente adesso le regioni del nord. Bisogna lavorare per la messa in sicurezza del territorio, e permettetemi di dire, perché noi ci occupiamo anche e soprattutto di prevenzione non strutturale, bisogna lavorare per la prevenzione, per la conoscenza dei rischi. Molte persone si sono messe a repentaglio in occasione di questo evento. L'idea di una polizza assicurativa è una necessità per me. Lo Stato non può mettere in sicurezza il territorio perché spende per riparare i danni. È il cane che si morde la coda, e allora dobbiamo invertire questa cosa, dobbiamo immaginare un sistema nel quale ci siano delle regole, certezza
per il ristoro dei danni, tempi certi, condizioni certe, una gestione oculata e trasparente dello Stato e quindi questo libererebbe una parte di quelle risorse per l'investimento nella prevenzione. Allora, torniamo in diretta, sono tantissimi messaggi, non riusciamo davvero a leggerli tutti, ma vi ringraziamo per il lavoro che state facendo insieme a noi. Volevo mostrarvi il documento ed è questo. Saluto e ringrazio Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, ce lo conferma, quindi scuole chiuse, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Sandona di Piave nella giornata di domani? Sindaco? Sì, scuole chiuse, sì. Quindi... Ha fatto a me la domanda. Sì, perché cerchiamo una fonte ufficiale, abbiamo bisogno perché in queste ore sa... Mi hanno chiamato dalla prefettura che i comuni che si affacciano sul Piave, quindi tra cui anche Jesolo, che domani tutte le scuole sono sospese come oggi e ieri. Certo. Quindi è confermato direttamente dalla prefettura. Grazie di averci dato questa conferma. Sindaco, situazione nel suo comune? Ma diciamo sicuramente malissimo per quanto riguarda la pineta, cioè la spiaggia che non c'è più. Addirittura ha compromesso anche la passeggiata a mare, famosa, nostra, e quindi per quanto riguarda il resto, a parte alberi e qualche danno e quelle poche case che abbiamo sulla grava del Piave, la situazione è abbastanza normalizzata. Cosa è successo alla passeggiata? Sono saltati le passerelle? Sì, tutti i blocchi sono saltati, quindi è da rifare completamente. Comunque non è... Questo lo facciamo, il problema sarà la sabbia perché da una stima superficiale degli uffici, che comunque la faranno nei prossimi giorni più dettagliata, parliamo di oltre 200.000 metri cubi di sabbia. Persa. Che il mare si è portato via. Sono tanti. Certo. Sindaco, grazie davvero e buon lavoro ancora in queste ore. Saluti a voi, grazie. Anche per averci confermato dunque questa notizia. Allora, riepiloghiamo e ora cerchiamo di scoprire il versante veronese. Ti chiedo aiuto, Nicola. Nicola Zanetti che coordina come sempre le nostre dirette e al lavoro ininterrottamente come Italo, Roberto Durigoni in regia, strepitosi anche oggi. Allora, cosa succede? Scuole ovviamente chiuse nella provincia di Belluno, che, parole testuali dell'assessore regionale Bottaccino alla protezione civile, è una provincia devastata. Scuole aperte a Treviso e nella provincia di Treviso e nella provincia di a Padova, poi scuole chiuse in questi comuni del Veneziano. Attenzione, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Sandona di Piave. Questa è decisione della Prefettura di Venezia, come vedete, il documento di poco fa, di oggi, e quindi ringraziamo i tanti, anche Nicolò, che ce lo ha inviato per primo e ora lo possiamo rendere ufficiale. Insomma, ecco, abbiamo necessità inevitabilmente in questa fase di verificare molte cose prima di poi cadere nei tranelli. Conegliano, sono aperte le scuole? Allora, oggi no, ma domani saranno aperte, questa è la risposta, l'abbiamo appena riepilogato. A scuole Oderzo domani sono aperte? Lo rispondiamo anche a Salli. Cigagna sì, assolutamente, perché è provincia di Treviso. Solidarietà a tutti gli alluvionati, scrive Nicola. Grazie per la visione, Giulia dal Cero, forse perché abbiamo fatto vedere la foto, la rivediamo. Questa è la foto di Giulia dal Cero che ci ha inviato alla pagina Facebook di Antenna 3. Proseguiamo, nervesa la battaglia temporale con fulmini e tuoni, ci segnalano ancora, questo l'abbiamo detto. Adesso attendiamo altri video. Pierantonio Pasini ci manda questa foto dicendo che la situazione è sempre il ponte di Eraclea. Bene, vediamo se torniamo a collegarci con Marta, avverto Nicola, e sentiamo anche Barbara Todesco dal lato versante vicentino. Basta, altri aggiornamenti da questo punto di vista non ne ho.
Allora, esposto contro ignoti l'abbiamo detto, poi l'appello da parte di Luca Zaia, ed è una cosa importantissima, ricordatevela soprattutto per quanti di noi hanno vissuto il 2010, quello che è stato e ha significato e quello che è stato poi negli anni a venire. Dopo, certo che bisogna ripulire, mettersi al lavoro immediatamente e con il solito cuore, grande cuore dei veneti che non si piangono addosso, però fate le foto perché servono a documentare i danni che avete subito. Questo è l'appello di Luca Zaia, che torna a chiedere poi la polizza catastrofale. Italo, scusa, cosa mi hai detto? Cereser, abbiamo il sindaco al telefono? Allora, buongiorno. Grazie sindaco, buon pomeriggio, buonasera, sindaco di San Donà di Piave. Presente. Allora, scuole chiuse nel suo comune domani, intanto questo ce lo conferma. Sì. Bene. Tutti i comuni lungo l'asta del Piave in provincia di Venezia, sì. Ecco, senta, che ore sono? Cioè, nel senso, che ore state vivendo in questo momento di apprensione? Cosa ci può dire? Beh, diciamo che era un pezzo che non vedevamo questo tipo di situazione e quindi sicuramente inedita. Stiamo aspettando che arrivi il colmo, diciamo, della piena, e sappiamo che a Ponte di Piave, quindi a nord di San Donà, questo sarebbe già avvenuto, e noi abbiamo un ritardo di circa 2 ore e quindi avremo un'altra ora, insomma, se il modello teorico viene rispettato. Qui abbiamo una foto ricevuta da un telespettatore, il cinema Cristallo Sottoacqua, è vero? È vero, sì, è vero, è vero. D'altronde ci sono ancora delle realtà all'interno degli argini e quindi particolarmente a rischio, che non si sono collocate al di fuori, e quindi quando gli eventi ci sono di questo tipo vanno sotto. Abbiamo dovuto anche fare alcuni sgomberi perché oltre al cinema ci sono anche alcune abitazioni da qui verso Jesolo e siamo intervenuti anche su questo. E allora ringraziamo Serena Vallese che ci ha inviato questa foto davvero in tempo reale. Ha visto, sono straordinari i telespettatori di Antena 3, sindaco, abbiamo fatto un lavoro tutti insieme nell'aggiornare e dare notizie vere, perché abbiamo vissuto giorni di fake news demenziali. Senta, zone nelle quali sia prevista un'evacuazione o sia già in attuazione? Se non erro, a Romanziol, che è una stazione di 90, dove l'argine è un po' più basso, hanno già preso delle misure che comprenderebbero anche la chiusura dell'outlet. Sì, questo glielo confermo. L'outlet sì, ecco, glielo confermo. Per quanto riguarda noi, stiamo facendo il monitoraggio degli argini e non ci sono ancora segnalazioni di punti di debolezza, e dopodiché se passa da noi bisognerà concentrare gli aiuti su Eraclea, dove da una parte il picco di piena, dall'altra quello di marea, insomma potrebbero avere degli effetti, diciamo, seri. Dopo di voi, no? Giusto? Certo, ecco. Certo. Eraclea, sinistra Piave, Jesolo, destra Piave. Sì. Esatto, quindi a lei toccherebbe un'altra ora e mezza, diciamo, da qui in avanti di tensione. Sì. Bene. Sì, nel senso che sta salendo ancora a circa 30 cm all'ora, questa è la nostra misurazione. Quanto, sindaco, mi perdoni? Però, quanto? Circa 30 cm all'ora, però la sommità arginale rispetto all'acqua è alta di quasi 2,5 metri, insomma. Quindi c'è un margine ancora di 2,5 metri, intende dire? Sì, di tranquillità se l'argine tiene bene, sì. Certo. Allora, sindaco, le facciamo un grande in bocca al lupo e un buon lavoro. Ovviamente dovessero esserci novità, ci contatti, anche perché abbiamo la possibilità di raggiungere la popolazione immediatamente. Grazie ad Andrea Cereser. Spero di essere sufficientemente rilassato per farlo. Arrivederci, buona serata. Certo, buon lavoro. Grazie sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Allora, 2 cose importanti, ci hanno confermato lungo l'asta di fatto Veneto Orientale, questi sindaci terranno le scuole chiuse nella giornata di domani, questo l'abbiamo avuto come conferma. Anche la zona di Romanziol dell'outlet di 90 di Piave appunto ha vissuto l'evacuazione fino a pochi minuti fa a scopo precauzionale. A San Donà il Piave cresce di 30 cm all'ora, c'è un'altra ora e mezza
di tensione proprio in quell'area. Il sindaco lo avete sentito dire pochi istanti fa, sperando appunto che gli argini reggano a questa pressione enorme e allora potrebbe andare tutto per il meglio. Zoggia, sindaco di Jesolo, che vivrà l'emergenza poi per ultimo, ma è sconsolato per quanto avvenuto nelle scorse ore e quei quintali e quintali di sabbia portati via, non esiste più la spiaggia, ha detto, così come la celebre passerella, quella dei VIP, diciamo che è da ricostruire, ma appunto sarà l'ultimo insieme a Eraclea e Sinistra Piave e Jesolo Destra Piave, come correttamente ci ricordava il sindaco Cereser, a vivere la piena. Ecco, a Noventa di Piave è caduto un albero che ha bloccato la strada. Vedete notizie come queste che sono sbagliate. Caro Federico Rosani, non possiamo dire a Negrisi all'argine ha ceduto, perché è una notizia che non si può dire, quella significa una rottura e quindi allo stato attuale non ci risulta. Può essere una tracimazione non altro, insomma un'esondazione al massimo, una occupazione dell'area golenale. Ecco, giusto perché Federico non sbagliamo, perché sennò poi si diffondono notizie sbagliate come ricordavamo. Il treno passa per Ponte della Priula? Questa è una domanda, no? Adesso ci risulta bloccato. Chi abbiamo al telefono? Barbara Todesco? Barbara? Barbara, mi senti? No, forse mi sentiva. Fagarè della battaglia, questa è un'altra foto che ci invia Paolo Gatto. Fagarè della battaglia, questo è il contributo. Io chiedo scusa se non riusciamo a trasmetterli tutti, ma davvero facciamo fatica a trovarli. Vedete, ancora Michela Tabarini ci chiede la situazione delle scuole chiuse o meno a Verona. Michela, abbia pazienza, ci arriviamo tra poco, appena riusciamo a ripristinare un collegamento. Federica Facchin cosa ci manda? Niente, un video troppo pesante. Federica a Saletto di Breda di Piave, qua c'è un altro, questo riusciamo a trasmetterlo invece. Ecco i turisti delle sponde del fiume, mi raccomando, prudenza a tutti, anche in queste ore in cui appunto si sta vivendo il colmo di piena nelle zone del Piave. Abbiamo perso tutto a Sant'Andrea di Barbarana, ci scrive un telespettatore. Barbara, mi senti? Sì, Ferdinando, ti sento. Eccolo qua, dove ti trovi? Che situazione c'è? Allora, io sono all'esterno del COC di Bassano, che si è riunito proprio pochi istanti fa, questo centro ovviamente di coordinamento comunale, hanno fatto il punto della situazione, un altro verrà fatto questa sera alle 20, perché possiamo dirlo, noi siamo fortunati, in questo momento a Bassano c'è il sole e ormai veramente il peggio dalle nostre parti sembra davvero passato. Si è fatto un po' il punto soprattutto per valutare ancora una volta, insomma, il grande malato bassanese, questo ponte vecchio e la possibile riapertura delle vie proprio adiacenti al ponte dove scorre il fiume Brenta. Il livello del Brenta è sceso sotto i 3 metri, se continua a scendere con il ritmo con cui sta facendo ormai da diverse ore, alle 20 le 5 vie che tuttora sono bloccate al traffico veicolare, che sono via Volpato, via Pusterla, via Macello, via Caerizzo e via Porto di Brenta, dovrebbero essere riaperte. Infatti da questo momento cominceranno le operazioni di verifica dello stato degli argini del fiume, perché il timore ovviamente è che tutte queste ore d'acqua e di acqua scesa molto forte e violenta possono avere eroso in qualche modo la base proprio stradale, quindi insomma, si verifica questo, però se tutto procede secondo le previsioni alle 20 queste vie dovrebbero essere riaperte, quindi bastano per certi versi tornare alla normalità, con l'unica eccezione della riapertura del Ponte degli Alpini, che in ogni caso non riavverrà fino a domani. Insomma, si è chiuso quando il Brenta aveva toccato quota 1,55 m, quindi bisogna aspettare che almeno depulisca l'acqua fino ad abbassarsi nuovamente. Per quello che riguarda però il Bassanese, più ancora di Bassano città, che fortunatamente appunto non ha avuto grandi emergenze se non la caduta di alcuni alberi dovuti proprio al forte vento e quindi un blackout che poi ha interessato una parte della città e alcuni comuni limitrofi. Le zone che adesso iniziano a essere monitorate sono quelle ovviamente della collina e della montagna. Per quello che riguarda la montagna,
è stata riaperta la strada Cadorna, che è quella che porta verso Cimagappa, che può interessare un po' anche ovviamente i trevigiani, ma stiamo parlando del versante vicentino. È stata riaperta fino quasi alla vetta, ma non fino in cima, ci sono ancora tantissimi alberi a terra e chi è salito in questo momento ci dice che non ha mai visto una devastazione simile dal punto di vista di veri e propri boschi interamente abbattuti. Quindi adesso il problema sarà capire cos'è capitato ovviamente in vetta, perché in altopiano si sta operando invece da tante ore, perché lì c'è stato un blackout importante. Ricordiamoci che ad Asiago c'è un ospedale, quindi fino a questa mattina, a casa mattinata, funzionava ancora un gruppo di continuità, però come puoi capire insomma l'emergenza ospedale era la prima, quindi si è corsi in altopiano a capire e a risolvere. Con alcuni casi a Beneco c'è scritto anche poco fa il nostro telespettatore che la casa è stata scoperchiata perché ci sono delle emergenze in altopiano, quindi adesso si sale anche per quel che riguarda Bassano, ci diceva il sindaco, sistemata la questione di pianura. Bassano ha molti quartieri in collina, stiamo salendo su più che altro perché adesso la paura è quella legata alle frane. È vero che qui, come ti dicevo, adesso c'è il sole, però sai, il terreno potrebbe aver assorbito molta acqua, quindi il pericolo è che magari quando uno meno se lo aspetta possa in realtà venire qualche frana, quindi bloccare più che altro il traffico stradale. Potrei dirti che in questo momento, spero di non azzardare, Bassano, ovviamente la zona bassanese è sotto controllo anche per quel che riguarda la Val Brenta, che è quella che la notte scorsa un po' ha avuto Barbara, più danni. grazie. Insomma, Tra l'altro tu dici quindi il ponte degli Alpini chiuso anche domani ovviamente nell'attesa che cali. Sicuramente. Tutt'oggi sicuramente fermiamo, ha detto domani rivediamo, però secondo me se ci diceva fino a che non scende a quota 1,55 m, che era proprio il limite più basso per la sicurezza, insomma il ponte non si riapre, quindi resta chiuso il semaforo rosso. Grazie davvero Barbara Todesco da Bassano del Grappa, grazie Barbara, buon lavoro. Allora, altra fake news, e poi vi leggo invece una cosa importante che riporta il governatore Luca Zaia del profilo Instagram. Cosa gira e ce lo segnala Mary Forner, la ringraziamo. Una finta notizia contro l'altro il sito dell'ufficio scolastico territoriale di Treviso che darebbe le scuole chiuse anche per domani. Allora, non vi confondiamo le idee, non credete come al solito a queste notizie. Mi dispiace ragazzi, rassegnatevi e finitela di creare fake news perché a Treviso domani le scuole sono aperte, a Padova domani le scuole sono aperte, sono chiuse in alcuni comuni del Veneziano, del Veneto orientale come abbiamo detto, e sono chiuse nella provincia di Belluno. Scusami Roberto, non ho sentito. Bolognani, vediamo subito il contributo di Tiziana Bolognani. Da Belluno ci siamo spostati a Mas di Sedico. Qui il torrente Cordevole ha causato una devastazione che le immagini che vi abbiamo mandato vi fanno ben vedere e tastare con mano. È una situazione di grande emergenza. Lì in fondo sulla mia destra c'era la sede di una storica impresa edile di Belluno, la Roni, che la furia dell'acqua del torrente Cordevole si è completamente portato via. Il ponte che porta a Sospirolo è chiuso perché l'acqua questa notte, l'ondata dell'acqua questa notte ha superato le barriere, ha divelto il guardrail, vedete il legname, i tronchi di legno che si sono fermati sul ponte. Nicolò abita proprio di fronte al ponte e questa notte ci puoi raccontare che cosa hai visto? Intanto ho iniziato a esondare il ponte più come se fosse stato un lago, c'erano 20 metri di acqua e poi abbiamo visto in diretta l'edificio volare giù all'interno del Codevole. L'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo è volato giù tutto intero, scivolato all'interno del fiume. Puoi dire che ore erano più o meno? Era alle 11 meno un quarto, erano 10:45 di sera e alle 10:20 è iniziato a esondare qui, però per fortuna dopo l'onda di piena è passata e si è fermato, perché sennò era tragica per tutto il paese. Per tutto il paese, perché stiamo vedendo che ci sono molti volontari all'opera che stanno lavorando per il...
avevate mai visto una cosa del genere? No, mai. Mai. Avete avuto paura? Sì, obiettivamente sì, perché non sapevamo quanto pericolosa potesse essere. È andato giù la casa, dentro adesso viene giù tutto. Perché comunque qui non si sapeva quanti metri ancora potesse scavare l'acqua e fin dove potesse crollare tutto dentro il cordevole. Grazie. Nulla. Grazie mille. È un momento, come dire, diciamo anche di grande curiosità mista all'apprensione, perché questa notte qui si sono vissuti davvero momenti impressionanti, momenti drammatici, vero? Che cosa è successo? Cioè, io non abito proprio qui vicino, abito a 1 chilometro da qui, però si sentiva il cordevole, il rumore di questo fiumiciattolo, diciamo, che normalmente è un fiumiciattolo. Che è normalmente un fiumiciattolo, si è ingrossato molto partendo naturalmente dalle valli agordine a nord, si è ammassato qui, è straripato perché evidentemente anche tutta questa massa di legname lo ha fatto straripare. Evidentemente quello era il punto più debole, il punto più stretto e se l'è mangiato, se n'è andato se l'è mangiato. Sì. Tutto il paese là. Fatto tutto il paese. I ragazzi l'hanno visto in diretta, quindi se sì, vuole chiedere a lei, Grazie. loro sapranno dire meglio. Grazie.